Tutte le residenze della Fondazione offrono ai propri ospiti gli atelier informatici multimediali, un altro strumento per creare una rete sociale dinamica e avvolgente. Ad esempio, attraverso le chiacchiere della chat, uno strumento di comunicazione utilizzato per lo più dai giovani, ma che consente alla signora Natalina di dialogare con gli amici lontani. Oppure la posta elettronica, che permette a Gaetano di comunicare con la nipotina in Egitto. Caro nonno Gaetano, sapevo che non ti saresti dimenticato del mio compleanno. Ho compiuto 3 anni e ho festeggiato con mamma e papà e con la bellissima torta panna e fragole. Vorrei tanto venire a trovarti subito, ma stiamo partendo per Sharm. Io, mamma, papà e Leonardo. Nonno Gaetano ha deciso, insieme agli educatori, di creare un CD autobiografico per raccontarle la sua storia. Prepara i tuoi baci, io preparo i miei. Ciao nonno, ti voglio bene. Eleonora. SimCity è un progetto che incoraggia gli ospiti delle residenze ad essere ancora artefici del mondo in cui vivono. Attraverso un sofisticato videogame, essi progettano e costruiscono un proprio quartiere ideale, regolandone la vita e apportando continue modifiche. Il successivo incontro con gruppi di giovani che hanno lavorato allo stesso progetto delinea il concetto di quartiere per tutti. Il progetto dei viaggi virtuali è una delle prime attività intraprese dalla Fondazione Opera Immacolata Concezione. Attraverso specifici programmi informatici vengono proposti itinerari multimediali in grado di sviluppare la fantasia degli ospiti, risvegliarne i ricordi e permettere un accrescimento delle loro conoscenze geografiche, sociali e culturali del mondo che li circonda.